Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman, Nauretano, come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora vai giù, in questo video andremo a parlare di ciò che mi aspetto, di ciò che mi aspetto del calciomercato del Napoli. Intanto vai giù, guardate questa maglia del Tottenham, com'è bella, vai giù, l'ho presa di Romero, vai giù, mamma mia, è spettacolare, mamma mia, vai giù, è bellissima sta maglietta. Poi ho preso, vabbè, anche quella dell'Argentina di Messi di quest'anno. Ah, vabbè, poi ve la farò vedere in un prossimo video. Vabbè, allora vai giù, direi di iniziare subito col video. Allora vai giù. Cosa mi aspetto da questo calciomercato del Napoli? Cosa mi aspetto? Mi aspetto che, intanto sistemo pure la telecamera, mi aspetto che non si spendano tanti soldi, come il Napoli ha fatto sia l'anno scorso che 2 anni fa, che ha speso un totale di circa 200 milioni. Ma come ha già ribadito il presidente, il gran presidente Aurelio De Laurentiis, non si spenderà più di 60 milioni. Lui ha messo in palio 60 milioni per questa sezione di calciomercato. E questo. Poi ovviamente ci saranno sicuramente minimo 30-35 milioni di ricavi dal calciomercato, dal calciomercato. Io mi aspetto che ci saranno sì delle cessioni, come per esempio quella là di Luca. Mi aspetto che ci sia una cessione, se non un trasferimento a titolo definitivo. Mi aspetto un minimo un prestito con obbligo di riscatto, magari, che ne so, a qualche squadra di metà classifica, Torino per esempio, oppure qualche squadra estera. Magari se in Italia questa squadra in cui Luca andrà in prestito ci saranno anche degli obiettivi, come per esempio quello di arrivare minimo decimi. Se una squadra arriva tipo Udinese, Torino, l'obiettivo sarà per il riscatto di Lucca, dovrà arrivare tipo minimo 11 decimi, undicesimi. Mi aspetto che faccia questo da Laurentiis, però io spero che questi obiettivi li tolga, cioè non li mette proprio, perché sanno andare proprio Luca. Quindi minimo 15-20 milioni di trasferimento ci devono essere. Poi mi aspetto qualche acquisto a difesa, ma anche qualche cessione, perché probabilmente se Buongiorno in poco tempo, in questo mese di giugno, metà luglio, non dà le garanzie all'allenatore Massimiliano Allegri, che cura molto la difesa, verrà ceduto, verrà messo in lista di trasferimento, eppure lui una 25-30, vogliamo esagerare, 35 milioni di euro dovrà essere venduto minimo. Poi ovviamente mi aspetto degli acquisti nel reparto difensivo, come per esempio un nome che mi piace ed è stato pure fatto è stato pure chiesto da Massimiliano Allegri, è quello di Mario Gira. Mi aspetto che venga a Napoli. Poi al centrocampo, per me, questi centrocampisti titolari più Gilmour e tutto vanno benissimo, tranne la cessione di Anghissà per minimo 25 milioni. E questo, più un Rabiot magari può essere acquistato. Più mi sono scordato di dirvelo prima, un vice di Lorenzo. Poi mi aspetto anche qualche colpo in attacco, anche se appunto, come ho detto prima, bisogna far sfoltire un po' la rosa a livello di attaccanti, quindi con la cessione di Lucca. Noalang non lo so,
bisogna vedere un po'. Poi un giocatore per esempio che per me se ne deve andare proprio da Napoli, non fa più da Napoli, è Romelu Lukaku che ha fatto questi 2 anni a Napoli, poi per me se ne può pure andare, ha fatto il suo e ti ringraziamo Lukaku per tutti i trofei che ci ha dato, per lo scudetto che ci hai dato, tutte le partite che segnali, ti ringraziamo, ti vogliamo bene. Però mo te ne devi andare perché secondo me non fai più parte del progetto del Napoli. Poi a livello di aree offensive, di esterni offensivi, penso che siamo a posto e come acquisto in attacco mi aspetto un giocatore che se la giochi con Rasmus Højlund, se giochi il posto con Rasmus Højlund e si è fatto il nome di Vlahovic, però a me non intriga molto il nome di Dusan Vlahovic, che tra l'altro non bisogna pagare il trasferimento perché a parametro zero, però bisogna pagare un ingaggio che è molto alto, probabilmente l'ingaggio più alto in Serie A. Ce l'ha lui e vai giù, quindi non penso che si abbassa tanto di stipendio. Poi come attaccante che io preferisco, un attaccante che preferisco è Daniel Malen, però probabilmente la Roma non lo cederà e qui bisogna vedere, bisogna optare ad altre persone, ad altri attaccanti. Magari si può fare un giretto in Spagna, un giretto all'estero, insomma, per vedere qualche attaccante buono. Se no c'è stato un nome che adesso non mi viene in mente, che in Germania, un nome di un attaccante tedesco, si è fatto un nome, però sinceramente non mi viene proprio in mente. Poi in caso ve lo faccio sapere qui sotto nei commenti. Vabbè, vai giù, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao, vai giù.